Ciao a tutti amici di Matto Scacco, eccoci tornati, eccoci subito di nuovo qui per commentare e vedere insieme una nuova interessante partita giocata pochi giorni fa. Siamo in Romania, con il bianco abbiamo l'italo-statunitense Fabiano Caruana, attuale numero 2 al mondo, contro il grande maestro locale, il grande maestro rumeno Constantin Lupulescu. Come mai Fabiano Caruana sta giocando in Romania? Perché è la prima tappa di un circuito, del circuito Grand Prix. Quindi sono una serie di tornei internazionali che cercano di coinvolgere i migliori giocatori al mondo, e quindi questa è la prima tappa, che è sponsorizzata da Superbet, un'azienda di scommesse. Chiaramente non voglio fare alcuna promozione perché niente mi danno. Allora, eccoci qua. Quindi è stata giocata un'apertura francese, cavallo C3, e quindi una delle linee più giocate, e cavallo F6 da parte del nero. C'è da dire che Fabiano Caruana attualmente è riconosciuto essere uno dei giocatori più preparati, più difficili da sorprendere, soprattutto in apertura, e quindi diciamo che la linea principale E5 probabilmente poteva rientrare nella preparazione di Lupulescu. Alfiere G5 invece è una mossa secondaria, anche questa diciamo abbastanza giocata, ma non come la spinta immediata in E5. Il nero cattura in E4, il bianco posiziona il suo cavallo lì al centro, cercando appunto di fare pressione sull'inchiodatura del cavallo in F6, e alfiere 7, quindi questo alfiere colorato di azzurro in E7 sarebbe la risposta principale di questa variante. Invece è stata giocata cavallo di 7. Cavallo di 7, dato che comunque sia non toglie né altera né dà fastidio a questo fortissimo alfiere in G5, permette al bianco di fare una mossa utile, quale cavallo F3. Il nero qui ha fatto una scelta. La scelta del nero personalmente a me non è piaciuta molto, perché il nero ha giocato il tipico atteggiamento: gioco il giocatore più forte, cerco di cambiare i pezzi e vedere se poi riesco ad affermarmi e dire la mia. Chiaramente grandissimo rispetto, perché il giocatore con il nero ha 2656 punti, e qui avvengono le prime semplificazioni, dopodiché Caruana cambia l'alfiere, gioca alfiere di 3 per continuare lo sviluppo, quindi preparare il rocco corto, ma Lupulescu, così come detto prima, inizia a semplificare un po' tutto. In questa posizione, facendo una fotografia, potremmo dire ok, il bianco ha un leggero vantaggio di sviluppo. A grandi linee si può già intuire che ci potrebbe essere un po' di iniziativa su questa diagonale bianca, perché anche se non sapessimo giocare a scacchi, vediamo che lì c'è una serie di caselle, di case bianche lì in diagonale, quindi qualcuno dovrà occuparla. Abbiamo un fortissimo alfiere al centro della scacchiera, che tra l'altro eviterà lo sviluppo dell'alfiere di case nere, e una donna, quindi la regina, che facilmente prima o poi si sposterà in E2 o in D3 per rafforzare appunto il controllo su questa diagonale. C5 è la mossa della partita, donna E2 così come annunciato poco fa, e donna 5 scacco, la mossa appena giocata. C3 per difendersi dallo scacco, e la cattura in D4, e la cattura in D4 segue la ripresa di cavallo. A questo punto io direi che qui il bianco ha comunque leggermente migliorato la sua posizione, perché come vedete, se prima aveva soltanto l'alfiere al centro della scacchiera, adesso si ritrova anche con un fortissimo cavallo pronto lì a saltellare sia a destra che a sinistra, lato di re, lato di donna, e quindi creare evidenti problemi. E altra idea, perché se il nero è lento potrebbe anche arrivare un donna B5 scacco proponendo il cambio delle regine, perché il cavallo in B5, ad esempio vediamo un esempio, faccio una mossa qualunque. È vero che qui forse una mossa come G6 per mettere l'alfiere in G7 non è poi la mossa più naturale, però verrebbe un po' punita da donna B5 scacco, cambio delle donne obbligato, il cavallo in B5 saltella felicemente e allegramente lì verso l'occupazione della casa C7. L'unico modo che avremo qui per controllare questa casa è posizionare il re forse in D8 o in D7, ma dopo a rocco lungo direi che la posizione scricchiola. La posizione del nero senz'altro un po' compromessa, i pezzi del bianco sono abbastanza coordinati tra loro. Il bianco sta meglio, il bianco sta attaccando un po' di iniziativa, se non commetterà grandi errori, grandi imprecisioni, sicuramente dovrebbe portare a casa il risultato. Tornando alla partita, alfiere 7 la mossa giocata, a rocco lungo creando il primo squilibrio, e questo è un momento importante perché è anche curioso vedere cosa accade se questo pedone viene catturato. Il nero è vero che potrebbe catturare questo pedone, e di fatto una donna lì a contatto molto vicina al proprio re chiaramente fa un po' di paura.
Cosa potrebbe accadere? Senz'altro potrebbe accadere questo, scacco, e qualcuno dirà, beh, io difendo con l'alfiere e non c'è più niente. In realtà, dopo questa difesa con l'alfiere, si può intuire che la casa D7 è una casa di arrivo e di coordinazione per due pezzi, perché la torre lì da lontano a raggi X punta, cioè controlla la casa D7, ma in realtà la confutazione sarà questa. La donna cattura, attacca la torre, che probabilmente andrà in D8, e a questo punto si gioca sul fatto che donna attacca, controlla D7, la torre attacca, controlla D7, adesso indirettamente, ma dopo che sposta il cavallo direttamente, e il problema è che non è così facile arroccare. Dopo qualche semplificazione vi dico che questi pedoni sono molto più forti rispetto ai pedoni del nero, perché è molto facile intuire che il pedone C, se sostenuto facilmente, potrebbe conquistare spazio e andare in avanti, e chiaramente più va avanti più sarà pericoloso. E da notare anche questa posizione spiacevole della donna, che attualmente è un po' fuori gioco. Vi faccio un esempio, magari arrocco, ok, da analizzare arrocco corto, perché torre per D7 già crea un po' di problemi, quindi diciamo che arrocco un po' da escludere. E l'idea potrebbe essere che il cavallo in B3 prima o poi sosterrà una torre che va in A1, e quindi il nero non ha poi tante mosse da poter considerare, perché in una situazione del genere, magari così, abbiamo liberato lo sviluppo e messo le torri in comunicazione, ma in realtà è tardi, perché potrebbe arrivare sia a torre A1, che chiaramente fa un po' di paura, ma anche alfiere C6, e come vedete tutti i pezzi vanno contro quell'alfiere in D7. Quindi seppur arrocco lungo sembra una scelta molto rischiosa da parte del bianco, di fatto questo pedone sembra non essere possibile catturarlo. Arrocco corto per il nero, e a questo punto re B1. E dato che prima la tattica del bianco era sul fatto che il re del nero fosse lì al centro della scacchiera facilmente attaccabile, adesso questo pedone ovviamente va difeso, quindi re va in B1, la torre va in D8, e adesso facciamo attenzione perché la chiusura, o meglio l'inizio dell'attacco che poi porterà a una chiusura, a una vittoria per il bianco, è veramente notevole. Alfiere C2. Dopo alfiere C2, ai più volenterosi chiederò di mettere in pausa il video e pensare come il bianco possa attaccare. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Adesso non so se avete messo in pausa il video, comunque alfiere C2 prepara quanto annunciato prima, quindi mettere la donna in D3 o in E4 per cercare di attaccare le case bianche. Svolge un ruolo passivo da non protagonista questo alfiere in C8, che chiaramente soffre, e vedere l'azione sulle case bianche del bianco sul lato di re, e chiaramente di lì da C8 dal lato di donna non può far nulla per impedirlo. Quindi alfiere D7, donna E4, minaccio donna H7, combatto a seguire, G6 chiude tutto, ma arriva H4. E H4 è la tipica mossa che vuole rompere sia la struttura pedonale della rocca avversario e sia le scatole. Allora, a questo punto alfiere A4 è la mossa giocata in partita, perché si cercano delle semplificazioni. Di fatto bisogna cercare di chiudere qualche diagonale, cercare di ridurre cercare di ridurre l'attacco del bianco semplificando e eliminando quell'alfiere. Alfiere cattura, catturo, ma adesso attenzione, perché H5 nuovamente mettiamo sotto pressione questo pedone. Purtroppo per il nero una mossa difensiva come re G7 non regge, perché potrebbe seguire sia pedone per, e a questo punto la difesa su E6 non c'è più, e tra l'altro oltre alla cattura in E6 in realtà io voglio catturare in E6 dando scacco e poi successivamente catturando la donna, quindi in effetti catturare in G6 può essere posticipato, perché cavallo per E6 o cavallo F5 scacco raggiungono esattamente lo stesso obiettivo di prima. Su re H7 non cambia poi molto, perché io catturo, lui cattura, e a questo punto le idee tattiche si possono intuire che si può intuire che ci sarà qualcosa sulla colonna H, perché questa torre guarda da lontano il re del nero, è effettivamente torre per H6, re per H6, scacco di nuovo con l'altra torre, e quando questo re si sposterà in G7 o in G5 probabilmente prenderà matto, ma quando si sposta in G7 si ripete esattamente l'idea di prima, con cattura immediata della donna. Tornando alla partita, dunque dopo H5 è stata giocata G5, ma adesso Fabiano Caruana, fortissimo giocatore, uno dei più bravi a calcolare, semplicemente cattura questo pedone B7
considerando che l'apertura della colonna B non sia poi così rischiosa. Ed effettivamente non lo è, perché il nero, anche se giocasse torre B8, chiaramente dopo donna per E7 non è in grado di attaccare, perché anche se riuscisse a minacciare qualcosa sulla colonna B, cosa non facile perché la casa 3 è tenuta dalla donna, quindi non si riesce a sfruttare l'inchiodatura, e comunque anche se riuscisse a raddoppiare sulla colonna B, dopo cavallo B3 non avrà più nulla da fare. Dopo donna per B7 è stata giocata alfiere C5, dunque donna C6, mossa interessante perché attacchiamo la donna avversaria che non è difesa da nessuno. Dato che questa donna non è difesa e sto anche mantenendo un contatto con l'alfiere, non resta altro che semplificare per poi rifarsi sul pedone F2, ma Fabiano aveva pensato già in anticipo questa posizione, e considerando che la torre in D7 attacca A7, prima o poi uno dei pezzi del nero dovrà andare via perché dovrà cercare una posizione attiva, quindi caduta 7 ci ritroveremo con 3 pedoni liberi in questa prateria che si è creata sul lato di donna. F6 giocata in partita, mossa un po' bruttina, anche un po' innaturale, perché diciamo che in tutti i finali, in tutte le posizioni è importante che il nostro re svolga il ruolo attivo, ma su re G7 il problema è che cavallo D8 punisce immediatamente le intenzioni del nero, perché adesso la minaccia è la cattura in F7 così come la cattura in E6, sfruttando l'inchiodatura della traversa. Quindi in partita è stata giocata F6 che immediatamente taglia fuori il re avversario per tutta la partita, ma comunque cavallo D8 è abbastanza forte. Partita arriva a cavallo D8, alfiere B6 attacco al cavallo F7, torre F8, cavallo per H6, la mossa che dà scacco, e dopo re C2 il nero, il grande maestro rupulesco, decide di rendersi. Perché decide di rendersi? Perché sta giocando contro il numero 2 al mondo, ha 2 pedoni in meno, non ha controgioco, è una posizione abbastanza passiva, il pezzo più forte e più attivo è questo alfiere, ma nel giro di qualche mossa anche lui verrà murato dall'avanzata dei pedoni bianchi, quindi in questa posizione effettivamente Fabiano Caruana ha preso l'iniziativa dall'inizio alla fine, non ha concesso nulla, e qui, dato che il nero non ha controgioco, gesto abbastanza sportivo nell'abbandonare. Rivediamola, dunque un'apertura francese, quindi con cavallo C3, alfiere G5, quindi una delle linee principali, alfiere 7, la mossa più comune, cavallo D7 invece la mossa della partita. A questo punto avvengono delle semplificazioni e, come vi dicevo, magari l'atteggiamento del nero di semplificare un po' troppo, è atteggiamento tipico di quando si gioca con un avversario più forte, e probabilmente non è stato l'approccio più corretto, perché questo alfiere in E4 è veramente forte e la differenza tra i due alfieri poi anche in partita si è notata. C3 giocata, cavallo D4, 2 pezzi leggeri lì al centro della scacchiera molto forti, e adesso non restava altro che coordinare i pezzi sulle case bianche. La batteria sulla diagonale è stata creata, l'ingresso in H7 è reale, pericoloso, esiste, G6 deve evitarlo, quindi H4, e a questo punto arriva H5. H5 per la posizione che per poi catturare quel pedone in B7 che guadagnerà chiaramente del materiale. Continuando, la torre sulla settima permette dunque al cavallo di saltare lì allegramente in D8, e dopo cavallo F7 cade H6 e non resta altro che centralizzare il re. Ricordate che quando siete in vantaggio dovete sicuramente cercare di ridurre al minimo il controgioco avversario, ed è effettivamente quello che è stato fatto qui da Fabiano Caruana. Spero che questa partita vi sia piaciuta, nei prossimi giorni ne vedremo delle altre. Questo è un torneo che si gioca fino al 12 giugno se non sbaglio, quindi troverete le partite qui su Mattoscacco. Ciao a tutti, appuntamento alla prossima. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!